Come non c'è senso? Ehi, a tutto Buona, ciao, come stai? non ti hai dovuto dire. Ma sei in anticipo? Veramente ti in anticipo. E che facciamo? Ce ne andiamo in chiesa, ne approfittiamo, noi diciamo un rosario, vai! Sai, uomini, che finisce, mamma? E posso ora, tu dici a Cotono? Ma dove è andato il parroco? È dovuto andare da ragioniere Pitito. Stiamo facendo ragioniere Pitito, se ne stai Sta morendo. Sì, è dovuto andare a portare l'ultimo composto e tema unzione. Così mi dici, facete patate o bananate? No, ne stiamo, Gioia. Oh, ma io siamo qua a aspettare. Senta che tu un regalo per Sattanasio buttasti? E no, lo porta Paolino, tu adotta, chi è da scudasti? Ancora non è pronta, una ricca, passo, chi la porta? Genoveva, padre Attanasio, questo compleanno se lo ricorderà per un bel pezzo. Piano, io non ballo bene, ma ti dentro. Che ti dentro? Scusa, ma tu figlia. poi. Ne capisci? Non capisci? Che era sudda. Sì, io ti disse che parlare non parla buona, ma per sentire io ho due ciumbe di ostaggio caro mio che a tipo a battellavo proprio. Scusa. Scusate, ma ti credo di non te? Ma mia, ma viene a frego con fritto. Ma viene difficile pure a me. Caffè, volevo dire. No, parla caffè, no. Grazie lo stesso, figlia. Te ne puoi andare da bagna, cioè, te ne puoi Grazie lo andare. stesso. Vai, un caffè ne manca che. Dai, vattene. Li aspettiamo. Cara moglie, stasera per Sattanasio, stasera se la varrà con te. Ci siamo Questa sorpresa. usciure dell'amici, ma uno ne può usare tutto questo. Ai veri amici. Poi a pensare a un'altra cosa, ci disse a Nocolino, da usiamo fugato, una ricca, bucciuna di tutti, senza sapere niente nulla. Ci ha sparato quattro coppie a montare. Poi c'è Vicinzino, in Maruzza, Donna Putti dice che porta uno spumante, per cui... Se non si sciarriano, chi ti dà un po' di tempo a questa parte, sa capicchiolo per un non nulla. E che matrimonio sbagliato! Oh signorozzo, ma che ci lamentaste tu? Senta che a proposito di matrimonio sbagliato, ma vai a cortesia, mi dice a tuo figlio Paolino, ma finisce di passeare sotto la finestra da figlia del Biancheri, da signorina Cianfra, capisti? Vuol dire non ti puoi persuadere che Paolino aveva 27 anni e non lo puoi trattare come un piccericchio, hai capito? Senta che ne può avere 100, fino a quando campo io a mia casa comando io. E quando mio figlio non ha il giudizio, ci sono io che sono capace che lei avere vinto, capisci? Ah, ma a fare sempre solo tutto scusa, è vero? Ti hai detto mille volte che ti mette nella testa che se c'è la volontà di Dio, noi oggi non ci possiamo fare niente, hai capito? Rassegnati! Raga, questa è una storia che va a finire, se no io ci spacca la testa, una volta e così. Bene, non te laggare sta bocca! Piuttosto non fare sentire, senti, se no quello fa qualche pazzia e va a finire che se ne va pure da casa e c'è pezzo un bello figlio. Meglio. E l'affitto lo paghi tu. Io. Tu. Questa causa che facciamo, meglio che non facciamo un cazzare a sto caruso. No, non fare. Io da dire invece l'unica cosa, l'unica pazzia che questo può fare è chiedere se marita con sta figliola a gioco. Ma così. Ma se può sapere perché sei così contrario come si piglia sta povera carusa? Perché sono facendo bianchiere, vero? Ma noi così. Che figlio siamo? Tu, giovinotto, quando ti piglia sta mia? Ma che figlio eri? Sì, era nudo, anzi nudo un mescato con nero. Appunto. Però mi rompi la carina a Ciavagliani. E ora che potessi vedere a mio figlio fare un matrimonio degno dito, ma io sento dire che vuole la figlia di Don Girolamo un chiacchiere, ma va. Ma se quello è pazzo per Anna, è Per pazzo! scattare, lo faccio pensare io. Ma fatti la testa, che ancora un tuo petto non hai. Se vedi vuoi ben assai a tuo figlio, veramente. E come bene tu allora, tu puoi fare maritare con chi sta dopo? Che è proprio perché io voglio bene, non perché non voglio sapere chi sta dopo. Ma senta qua, ma tu non sai, ieri sera mi parlarono di Ciccina, da bella figliola, 90, 60, 90, la figlia dell'onorevole Colabone, non sarebbe buona per Paolino. L'onorevole Colabone, indagato per mafia, Veramente, Gio, è tutto cose da provare.
Poi ci fosse pure la figlia dell'auro onorevole, da come si chiama, Dio lo sa, a staura che c'è. Che Dio solo lo sa, ora dopo ci vuole che cosa hanno combinato, a parte ciuccati e bustarelli, e tu e sua figlia che gli fa la segretaria. Avvisi garanzia, Gioia, c'è avviso di garanzia hanno. Ma una cosa, tu tutti sti sciampati come mi sai, che si fa spacciante mafia, non capito? No, io mi tengo aggiornata, caro mio, mi tengo aggiornata. E come? 4 telegiornali al giorno mi scudo. Vieni una volta su mano vai una parrucchiera e già si sa tutto. Portati a casa con un braccio da manciarocchi. Appunto, Non mi parlare più di sti film, senti, perché se mio figlio sa maritare, sa a pigliare una figliola onesta, pulita, Parlava figlia Marsolini, parlava. e abituata come siamo abituati noi ausci, che ancora con tutto che sogno vecchia, upani, ogni tanto, ma un pasto. Non ne avevi più. Facciamo l'auscio. Non ne avevi più. Facciamo l'auscio. Oh, non ne avevi più di sti femmini! Quello che dici tu è solo utopia! Vuoi capire? Che ci segue da quest'utopia? Non ne voglio per me figlio di Stefano Manazza, va Perché la bene? mancia tu cammoni io parlo di Sicilia e chi sta intende favole, lucciano per lampioni. Comunque, se stava che facciamo, per loro l'occasione, meglio mi vai una pigliato e ne lo vamo con sera, va Che bene? vadinne, che Ah, vadinne. Santa Rosalia, Avete la la mia per la mano. Va bene, io anche tu non capisci. Mira. Che triste. Se no. Rispondo io, così tu non ti affatichi. Ma tu non puoi parlare, Gioia, rispondo io. Ma che brutto. No, non ti hai dovuto dire. Non c'è. Va bene, tutte cose, è vero? Oh, mamma mia, cosa telefono. Ah, via, dai. Hai apra la porta. Mamma mia. Prego, che si accomodati. Il sindaco. Oh, mio nipote. Che vuoi? Patatanascione, Non ti hai dovuto dire. non io. È dovuto andare da Daniele Pitito, dopo vedere da Daniele Pitito, se mi stai yendo. È dovuto andare a portare l'ultima bambetta in demonzione. Hai capito? Ho capito. Ti pare che sono scemo? Che io sono andato. Pozzi, Oh, casiti. caso. Arrivato, è vero? Vino, ma zio. Caccia buttare un regalo. E chi ci buttasti? Un pigiamento bastardo. Bravo a me, nipote. Bravo, su me da base a Tanazzi. E scivi, incontrai il suo Gaetano. Ora che scio, ma non mi contrasto. Ma tua moglie non la rassasti. A casa. Che va stare a casa. Perché ci desse ordine che va stare a casa. Facci sto chiacchiere, un'altra volta, vero? Giusto oggi che ci dobbiamo fare la festa a Padre Atanasio. Chiacchiere, zia. Quando mai andiamo con mia moglie chiacchiere? È buono, queste sono nuvole passeggere, stai calmo. No, zia. Non passano ste nuvole. Non c'è. Yeppa. Io un pezzo con lui. A Sì, Paolo? Paolo. E come mai? Io magari l'impressione che io quando vita mia, cacciassata. Ma che dici Paolo canciassata? Ma che tu vuole picca bene? Ma che dici? Non ragioni. Mi vuole bene proprio a mia, zia? Ma sei sicuro che vuole bene proprio a mia? Ma certo, tu sei marito di mare che so cucina e furono trovati assieme. Te picciolini che ne sai quanto si volevano bene, eppure ora. E quindi, volendo bene a Mara, vuole bene a te che sono suo marito. Ah! Certamente, zia. Paolo vuole bene a marito e a moglie. Certo, io non è bella così. Giacomo, zia, meglio da così si muore. Però
sono cose che si fanno in ta parentela. Ma qualche giorno di chisso, su un concio, ci appare una bella ragazza. Sì. Ma io non capisco. Ora sai che fatto, zia? Faccio un savo da casa, che mi scudai a bottiglia di spumante. E così ora vengo e porto pure il zucchero. E porta pure a mare, mi raccomando porta a mare, altrimenti come Paolino ci mandai tu. E così la vedi tu. Oh zia! Ma vi da fare la cortesia, che per me moglie ci ha pensato io! Buono, stai Perché calmo. gli ho dato ordine che da casa non si va a muovere e a così alla chiesa. Quanto me ne vai? Mamma mia. Ma che matrimonio sbagliato! Che matrimonio sbagliato! Io è pazzo! Io è più pazzo! O signore Giovanni Cogliamento a tutti e due dice Micilla una preghiera, non mi lo conosco! Si ammazzano questi! Si ammazzano! Ti picitato, avevo preparato la tavola. Vero è! Che momento è per Sant'Anasio! Forza, mica tu abbia! Butta! La mesa! A posto! Paolino, Oh, caro Guglisti! Ah, c'è un regalo con Sant'Anasio. E che ci butta sta mamma? Qui già mi è bastata con Pure tua mamma! siete di uomo ne stai un anno dopo bussa, non così, ma di gran Sta bussa. nano, non sta nano che c'è ma fare la testa! Ma chi hai? Si gioca le cose! Chi hai? Ce l'ha domandare a tuo marito. Mi ha fatto fare una mala figura di papà lì davanti a boutique da carne di Don Girolo. Ma che si è messo in testa? Oh, io ad Anna voglio e non cambio pensiero, nemmeno se mi fate a pezzo, vediamo. Figlio mio, lascialo nare, te l'hai detto 100.000 volte, lascialo coce, tutto soprato, lascialo perdere, ma alla fine lo sai, tu vuole bene. Ah, bello bene che mi vuole, così giusto. No, Paolino, questo non te lo consento, non puoi negare che ti ha fatto passare tutti i capricci. Ma chi da modo so fa perché giustamente tu che avete sposato con una principessa. Che fai pure tu, ti ci metti pure tu? No, tutti mamma, contro di me, no, mamma, non è no. dire così. Sapessi quanto fino ancora facciamo chiacchiere con tua pace, fino ancora. Mamma mi dirà la verità, Gioia. Pure a mia mi piacesse che tu ti pigliassi una femmina di condizioni superiori alle nostre. Dai, cara. Se c'è la volontà di Dio, contro la volontà di Dio non ci potremo fare niente, capito, Gioia? Anna, se deve diventare tua moglie sarà. Io ora calmati, io non ci spacciamo sta festa a sorpresa a Sant'Anasio, fammi fare una Guarda, mammetta. solo perché si tratta di Sant'Anasio che merita, perché se no la storia me ne ha vista nato. Che buona mammuzza, e dai, Gioia, e facciamolo per Sant'Anasio, avanti. Paolino, Lasciamo da capo. salvate ma ti chiedete da te. Ma che dici, pare che capisci? Caffè, No, grazie, solo caffè ci manca. appunto, ne manco caffè. Ciao, Bella, ciao. Mamma mia, è creata sta così, No, ha cantato sparrino. non sei un pannone per una valuta. Che cosa vai? Domani il filo lo troverete domani. tu cucina male a Cerilli. Beh, parliamo su una cotta ora. Dimmi Maruzza. Che c'è mia zia? Zia, a caso. Gioia. Ma quanto si bella, zia? Quanto si bella. C'è un regalo per Sant'Anasio. Che c'è butta sta zia? Un pigiamento bastato. E che c'è un spumante che il mio marito si scuddò. Ma si può sapere che ci è successo a suo buono cristiano? Si può sapere che ci è successo a Mazzia? Lascia punnare a tuo marito, che ogni volta che viene in casa gli scappa e fu. Ma tua zia, tu perché non ti fai più? Lo sai che ti voglio bene, perché non ci vieni più alla mia casa? Voi zia ci domandate a rubacci mio marito? Ma perché chi è lui? I due. E perché? Ah, ma ci fa dire così.
Io avevo chiuso un mese che mi mantiene all'inferno. Magari stasera, nonostante la festa di Pace Attanasio, mi ha proibito di uscire. Ma io appena mi torno a uscire, ne esci qui che ne esci magari io. Apposta faceva di discorso sconciuto così. Io veramente ho visto giocare senza da dire e ci spiai. Ma non è Mara. E io, suffero. Mara, non nasasti. Perché c'è la sia e te dacci di scia. Ah zia, tu quanto ci disse, senta, fottala. Altrimenti ci manna a Paolino. Oh zia, non l'avessi mai fatto. Mi mangioi, sono umani, non mi mettevo, sono umani. E faccio, senta qua, a mia mamma non so faccio. Non vorrei, zia, non vorrei che arrivi a qua, te vedi, e combina la caffessaria. Che mi affare, zia? Zia, se mi trova qua mi trova. Usarci gli occhi dove c'è da sponnere. Ma che la devo fare pure io la festa a Padre Attanasio? Ce l'abbiamo a fare, ma non ce l'abbiamo a fare in felicità sta festa. Oh, buonasera, Mara, No, buonasera. Mamma, sto uscendo, 10 minuti e torno, per Ah, tu non favore. capisci. Tu non capisci, ti ho detto che non ti muovere da qua. Al momento vedo tuo pace e Vincenzino. E poi tu lo sai tuo padre cosa fa. Lo sai, combina l'opera di pupe e scusa la piglia? Oddio. Con mia, precisa, dato che lo sai, stai in silenzio e non ci stai chiamando. Ma 10 minuti, che faccio? Sono 10 minuti e torno. E allora non capisci, ti ho detto no. Zia, può anche darsi che Paolo ha qualche appuntamento importante con qualche amico. Senti, è inutile che mi fai a bratta. Non ho nulla appuntamento con nulla amico. A Bratta, perché chi c'era da straordinario? Sapevo qualche appuntamento importante con qualche amico. Mi avete cagionato una serata sana, ma... Stai calmo. Stamattina, porta, andiamo da La casa. sai a scavoia per te, tua cagionata. Lascia la ciavaglia, non so pizzo non fa. Oh, se ne va. O butta, buttare, tu piuttosto che la torta come finì. Ancora non è pronta, non sa chi passa e figlio. Mamma mia, questa Senta torta. chiamare un stato marito, unni. Ma domandate a me, a me mio marito. Scusa, sai, con tutta sta meraviglia succediva un poverazzo che morivo, adesso non è che mi funziona tanto buono. Ma poi non capisco, a cosa c'è sta domandare, io sono già stato domandare alla moglie di tuo marito che sta arrivando. Buono, guarda che facciamo, stiamo calmi, cerchiamo ne calmiamo. Guarda che facciamo, facciamo due cose buone. Andiamo un morto, e ci facciamo una visita e ci facciamo i condoglianze. E la cotuna la buttiamo a Pace Attanasio. A se non cagliare non dacci scura. Sì, forse è più così, va. Andiamo in. Andiamo in, Caruso mi raccomando. Non mi avevo venuto da qua e se viene Vincenzino non ci dice niente che stiamo andando da, altrimenti, sapete come finisce? La festa a Pace Attanasio ce la facciamo come 8 a mezza casa, state fermi, e io così non ci vai, ora passiamo da uno giurare e ci vediamo due giuri. Ma famo da uno giurare? Ma non già se ne te spingi. Aspetta, il cazzo che ne uso giurare a me, aspetta. Ci sta pigliando i giuri Pace Attanasio. Ma chi sta ancora sono legge di legge, non vedo a quella ma che te ne frega, dammi, non andiamo Lo so, sempre la figura. Ma perché lo fai? Però, piccioia, sogno un obbitorio. No, io non mi sarà. Dati fare una tigherina di donne. Una tigherina di donne. No! Tango. Ma tanto assai va bene. Tanto assai va bene che non va di pericolo. A cui? Ah, cu, non sai di parlo, vero? Io non faccio niente. Ah, non sai niente. No. Povero innocente. Vada Paolo, vada che non me la passa. Vedi che io sono capace, ma mi gioco tutto in una gatta. Ah, non sai niente, eh? E allora perché dalla mattina a sera non fai altro che passeggiare davanti alla boutique della carne di Don Girolamo? Perché? Ma so ben da farci. E da c'hai attaccato di pure suo figlio. Ma alla fine che ti interessa se voglio bene a idea? Si può sapere cosa ti interessa?
A me non mi saggio. Ah, che mi interessa? Ah, vuoi bene? E me lo dici con questa faccia tosta? Con quale faccia te la vista a dire? Sì, la voglio bene. E mi pare che non stai a dare conto. Hai ragione. Cosugno io. Perché mi hai a dare conto tu? Acqua passata non macina più. E poi tu sei maritata. Già, io sono maritata, perciò. Ma quando sera salutavo Muricello e mi dicevo tutte di parole poco. Quando salutavo Finestrella e mi baciavi. Quando salutavo Cancelluzzo. Io tutte si salutano non mi ricordo. Ora ti accorgi che esiste quel povero uomo di mio marito che io ho ingannato per te. Sei capace di dirmi che senti rimorso? Brava, ci sei arrivata, sì, è il rimorso del male che abbiamo fatto, come te ne via. Tu che credi che è bello quello che abbiamo fatto, eh? Ci sono momenti e volte che io non ho nemmeno il coraggio muovato da faccia a Vicenzo, sì. Per non parlare delle volte che mi vada da una maniera, sembra che mi vorrei sparare con lui, che mi dici vile, ladro, mi rubato sta cosa più cara che via. Sì Mara, tuo marito sospetta e sta aspettando, sai come cacciatore, ha misato coniglio e io con gli uomo mi scanto. Vigliacco! Vigliacco sogno. Scanto! Ah, scanto. Non hai neanche il coraggio di dirmi chiaramente quello che pensi. E c'è che me lo fa scantare, tengo davanti all'occhio miei il pericolo. Sì, è vero, mio marito sospetta. Io avevo chiuso un mese che mi mantengo all'inferno. Mi proibisce di uscire, non mi fa vendere più vado a casa, mi controlla le telefonate. Magari stasera, nonostante avesse baciato a naso, gli amma usciare e mi proibì di venire a casa. Ma io non mi scappo. E vivo per trovare via. Ma ti dico che non è giusto trattarmi così, dopo tanto amore. Non è giusto. La sarà mia vecchiglia che non ti può pulire bene quanto te ne voglio io. Tu conosci a mio marito. Non riesco capire che parla pure dopo. Quale prova ti ha dato chissà, ma ti fa credere che ti vuole bene. Parla! Dimmelo che di me sei stufo, che non mi vuoi più bene. Non rispondi, eh? Allora è vero, lo posso levare sto pensiero. E vabbè, ma io come bene Dio, ti faccio uno scandalo. Tu ancora mia non mi conosci, lo dico io che non mi conosci. Né me, né tenuto. Mi minacci? Mi minacci? Guarda che io non mi scatto di tuo minacci. Non ti maradaste tu. Pure tu mi dicevi parole belle e infuocate e poi ti maradaste un vicenzino, pilare, sì. Sì, la voglio bene e sarà mia moglie, è nudo, dico nudo, ma con levare da testa. E mi pare, che io ho parlato abbastanza chiaro. Chiarissimo, più chiari così non potevo parlare, non ne parliamo più. Buonasera Carozzi. Buonasera Carozzi. Buonasera. Ah, ora sì che ci siamo. Genoveffa. Lo sapeste che morivo un ragione petito, è vero? Oh ragazzo, che a me non fanivo da soffro. Sempre scavo. Genoveffa. Ah, contrai a tua mamma e a tuo padre, io ti inchianavano, mi ci fanno condoglianze, io scendevo. Ma dissero con me che vengono qua. Ma questi bottiglie che sono qua? Questi scatole. E che sono? Picciamente pastato. Tutte picciamente pastate. Manco un po' non te colore c'è nato, tutte stesse morbiate. Oh Mara, che può dire sta parola? Non ne puoi dire parola. Genoveffa! Io Io ho ragione di potito, perché io non stai venendo da già. Ma dice a me che morivo ragione di potito. Non c'è adesione per promozione. Sì. Non c'è, che ci c'è. Scongiuro. Piuttosto farmi una tazza di caffè. Lo sapeva io, che cazzo, fammi un caffè. Ma perché piace? Paolo, chi c'è? Chi c'è? Ma fatta naso, chi c'è? Che sta dove? Non è? Piaceva, dai. Mara, che fu? Niente, può passare a naso, che fa dire, niente fu. Ho capito.
Guarda che fai? Non ti sappiare, dacci un'occhiata a Genoveffa che mi sta facendo un caffè. Anzi, guarda che fai? Fammi il luto come fai buono di domani. Aviato, aviato. Paolo, chi è che hai? Ti hanno obbligato a venire al mio compleanno? La cosa doveva rimanere un segreto, una sorpresa. Sì, è un segreto di Porricinetto. Così fa. Non capisci, l'amico ti aspettavo. Va bene, non ci fa niente, se la vita per una signa, vedi. A cui? Oh, io quando vuoi, che fai? L'uomo con me. Ma come sta cucchiando così? Io niente, io ho un paese intero che ne parla. Del resto non trovo niente al contrario se tu ci vuoi bene a buona carusa. Perché te l'assicuro io, una buona carusa, veramente. Ma non è vero che è un ancio? Guarda, è un ancio. Un angelo, ma non è che tu pensi che ti spuppa a me. Un angelo, ma lo pace, perché è il contrario di questo matrimonio? Vuole ridere così, eh? Dopo no, dopo morto, a me non mi Morto, la risata. Perché in buona sostanza lui dice che io, in qualità di ingegnere, non è giusto che prenda come mia sposa Anna, che è figlia di Biancheri e che non ha venuta posizione. Non avevo posizione Così perché è figlia di Biancheri. Tu passi perlomeno a essere accanto un palo un tuo cervello, figlio. Tu questa laurea di ingegnere che hai, scusava quanta soffre se non devi spaziare all'estero per trovare un posto. E chi di Biancheri gli hanno loro in te mani. Anzi, non t'ho detto. Che di quando mi hanno potuto in te mani? Come se avessero una fabbrica di denaro. Ma va Attanasio, a me non mi interessa di danari. I danari senza l'amore non valgono niente. No, sbaglio c'è, non sono d'accordo. L'amore senza denaro non vale niente, figlio. Loro è una forza spettacolosa. Dico, ma almeno così, ce ne parrà a me pace, e ci metti sta buona parola. A tuo pace, un veste e pronto che ha, ma che sta dicendo? Maledizione, maledizione. Non ti sperare, figlio mio, non ti sperare, sia volontà di Dio che questa deve essere tua moglie. Niente può fare cambiare quello che c'è scritto. Poi c'è me cucina amara, aspetta, e chi lo come volevo? Me cucina amara che ci sbampa un fuoco. Già, a chi da cosa non ci sono, si capisci? E come si capisce? Hanno finito sta storia, guarda, quindi io da panna mannai apposta, ho capito che mannai apposta, Paolo, finito! Ma Attanasio, con mia fanivo, iava che fanivo. Ah sì? Non vorrei che qualche giorno avesse succedere l'irriparabile, caro Paolo. Io dovevo nascere e crescere a te e a Ida, e mi dispiace per dire quanto peccato prima, ma mi dispiace. Ma ora poi è un tipo pazzoide. E chi non si fa parlare, figlio, non si fa parlare, no? Ma Attanasio, le sto dicendo che per me è finito. Poco fa, prima che arrivasse così, abbiamo avuto un'ultima discussione chiarificativa. Per me è finito. Ma niente, Pace Attanasio, io vorrei vedere la bossia nei miei panni. Ah, mio, un povero parino per giunta vecchia, ma che sta dicendo? Tutte mi abbandonate, tutte. Ma sapete come finisce qualche volta, eh? Che me ne vai, sparisce e non mi trovate nemmeno a chi l'ha visto. Ma Così. che sta dicendo? Ma non sa manco che dice, figlio, ti proibisco di parlare così. Ma vostra, ci parrasse a Don Girolo, mi faccio di anni. A cui bianchiere, ma uno qua, non che sta dicendo? A me piace no, a Don Girolo no, ma vostra, ma mi fa una cortesia che ci trovate mai. Oh, non hanno fatto questi favori, lo capire, eh? E poi con Don Girolamo, che non mi assacuta paese, con un battutore da canna mi assacuta. Non me ne incarregare, perché il dicembre deve arrivare. Voglio vedere chi vi aiuta a servire la novena. Vieni qua, vieni. Che fai? Ma ragazzi, ma noi... ma ti devo mostrare tu bene che tu hai un povero galantomo, ti ha visto a fare del ruffiano, ti porta a buttare. Ma vedi che non ragione sia fatta la volontà di Dio, ragione chi viene ragione. Anzi, per farla più completa, guarda che fai. Dammi una lettera che ci ha portato alla ragazza. Tanto per sistemare a mare, per rigettarla come cristiani, preferisci parlare con tuo padre. No, Pace Attanasio, Sì, no. per dimostrare tu bene che tu voglio, perché devi crescere? Io cerco di parlare con tuo padre, mi ci mette a buona parola pigliannuzza. No, Pace. La figlia di Don Girolamo. Se lo signor parroco dice che si interessa, puoi stare certo perché lo fa con tutto il cuore, non è vero, Padre Attanasio? Un diavolo arredo allattare. Questi cose, Padre Attanasio, è perfetto.
Figlia mia, ognuno nasce con la sua inclinazione. Che vuole dire, Mossia? Io niente, volevo dare rinforzo al tuo discorso. Mara, finiscila questa farsa. Abbi rispetto per padre Atanasio, che è pure più grande di te. Che fu, te pizzicasse tu? Dove spiegare? Ma Satanasio, perché non pensa alla faricetta suoi? Ma facete me, sono ti devo, vuoi capire? E speriamo che pure il Signore ti compadisse. Ah mia, che mi va a compadire. Devo finire, sì o no? Ma che poi davvero per ti sta finendo? Io bussola all'auto, ci faccio perdere. Ah sì, figlia mia, io pensate che tu che mi ha detto, che mi ha detto ancora? Ai. Io non mi scandalo di quello che dice lei. Voi siete capaci di ci raccontare magari a mio marito, Voi siete capaci di fare chi sei altro. Ma io è meglio che mi stai muta, perché va a finire che magari sbaglio a parlare stasera. Oh, figlia, ancora mi a dire, ancora mi a dire, figlia. Basta, ma ne vai, prima che faccio uno sproposito, non la posso sentire più parlare, ma ne vai. Paolo! Paolo! Ah, porta, ma tu! Che fai? Oh, scusa! Non ti interessano, la tira da Ita, la tira! Figlia mia, non ciancere, figlia mia! Tu sai che tu puoi pensare da scimoni da qua! A me non mi interessa più di niente. Per me non fa niente. No, pazienza, c'ho la figlia, pazienza! Ranni ho peccato e ranni è la penitenza, figlia! Ma Satanasio, ossia solo mi va a dare aiuto. Io, e come? Ossia solo sapi sforzo terribile che ho fatto, ma me levo sto peccato. Non posso, è che fossi mia. Tu dici a Paolo che non posso. Ma che sta dicendo? Ma sta dicendo, ma sono figlio Spirito Santo! Io, un povero barrino, faremo complice di vostro peccato! Sì, Mamma mia! ossia solo mi potrà aiutare. Sto matrimonio non si va a fare, perché se no io sono capace di qualsiasi bestialità. Ah sì? Stasera scappai da casa e ora appena mio marito viene che mi Ma trova. perché tuo marito va bene da casa? Sì, con Don Gaetano e Donna Barbara. E che poi dato tutto l'appuntamento qua? Sì, mi ci faceva questa bossa. Ah, bella festa per davvero! Chi stai suonando mio marito? Ma Satanasio sono mio marito! Mio marito! Calma, sentiti, calma! C'è tuo marito già panna, che bella festa per davvero! Questo sarà un giorno indimenticabile! Tuo marito sta muto! Eccoci qua, Padre Atanasio. 100 di questi giorni. Tanti auguri a Padre Atanasio, tanti auguri. Tanti auguri. Andiamo da cucina. Tanti auguri. No, dai! 100 di questi giorni. 200 sparanno a Dio! Ci permettete che ci volessi dire una paroletta a me moglie? Sì, è nato un ragioniere petito che sta morendo poverazzo, moriva, anzi, rifrescavo. Padre Atanasio, se mettesse un menù e se mettesse un momento di chat perché ci volesse dire due parolette a me moglie. Ma perché c'è no, Mara c'è qua, che tua porta? Mi pare che prima di nascere ti aveva dato ordine di non ti muovere da casa. Perché vedete? Perché non ce l'hai a fare pure io? Mi sta facendo Atanasio. Giusto, dici, tutto si è no. Quanto sei delicata! Ah, queste cose maruzza, che ne sai? E poi ti scudassi spumanti e io non mi può. L'ho detto io, de Mara ce n'è una sola. Padre Atanasio, mi facesse un favore, se mettesse di sangue da parlare con me. Levatemi da qua. Non mi incazzare. Va. E disse vattene da casa. No, non me ne vai. Se ne va. Non faceva. Vattene da casa, Dio. Ma disse, è vero Maruzza, ma fa l'auguri e se No, non me ne vai. Non ti fermarti. Vattene da casa. Scappa, Da casa. Da casa. Tanti auguri a te. Tanti auguri a Ma che non canta? Facciamoci l'auguri a Padre
sparato proprio tanti auguri a te. Tanti auguri a padre Atanasio, tanti auguri a Sant'Anasio, tanti auguri a te, tanti auguri, mamma mia! Oggi non ce n'era a vassoio. Non ti preoccupare, non ti accattiamo l'auto. Se tu te ne andarono dopo mattina, stai tranquillo. Ma che stai dicendo? Che porta quanto scattare, vai una dovrata che non ti succede niente. Niente ti succede. Non ti scattare, vai una dovrata che non ti succederà niente. Perché te vuoi succedere? Che sto dicendo? Che stai volando facendo sto qua? Mia, ma che stai dicendo? Aiutai, calzatori, bottigliatori, disgraziati. Che non la dovrata mattina, fammi cortesia, che non hai voglia di sentire le tue fredinate. Ora perché il catalogo succede una disgrazia. Ma dico come dopo un monastro, come un anello pascale.
buongiorno Don Frati. Ma voi si veterano, non sei più una carusa, sei una religiosa, non devi credere a queste cose. Oh, allora che facciamo? Perché il catalogo intero ora succede una disgrazia e allora tutti a tenere la vista ammazzare a tutti. Non sono creature di Gesù, si è fatta la volontà di Dio. Ah, l'ombrello incia non si può chiamare perché porta male, barbare superstizione. No, un cappello su patuletto non si può mettere. Hai in manuta a mano manca da fare il giretto e non fa. Barbara superstizione, non ci deve credere. Oddio, come dava tutte cose. Hai sentito dire, ma non ci credo e non ci devi credere, neanche tu, se no fai peccato. Non ti chiedo, ma l'olio cacao. E l'olio porta male quando cacca. Porta male perché se va a cattare, ma non porta male, come dici tu. Avanti, parti non ne dovrà e stai tranquilla, figlia. Io sto beccando per me, beccando per me. Ma che sto facendo? Che stai bambina? Non ti preoccupare, guarda che fai. Vai, dinne uno tuo frate, in chiuda porta, leggi, non ti preoccupare, non rompiti, come fai io da solo. Che fai uno tuo frate? Anzi, fammi una cortesia. Quando arriva uno tuo frate, non mi fanno stare in pensiero, fammi una telefonata, sì. Telefono. Di babuccia, l'olio cacao, Chiudala, nasci qua la porta. Ah, signore me, quanto è cretinate, ora perché cade una goccia d'olio, cade un picco d'olio, deve succedere una disgrazia. Pace, figlio e Spirito Santo, ma come si può non creare? Madonna! Guardate, non si scantasse. C'era porta bene, Miscio Genovese. Che faccio? De Ma stupo? che te stupo, ma che decidi, accomodatevi! Veramente no, perché hai un consiglio comunale e non mi posso aspettare. Ma Perché oggi ci sono troppo impegni. accomodatevi, vi dico! Veramente venne per darvi la preghiera. Voi siete il sindaco del paese e quando io vengo al comune mi ricambierete il favore, uno scambio di favore. Aspettasse prima di ridere. Aspettasse. Intanto io le chiedo scusa per la mancanza che ho fatto ieri sera. Ma quale scusa, ma quale mancanza, ma che decidi? Io non ci penso più. A ieri sera io mancai. No, ma che decidi? Non mancato, ma quale mancare? Vi stai dicendo che io ieri sera ho mancato. Non mancasto, vi stai dicendo, non mancasto! Vedete? Sì, siete mancato, siete stato un bastasolo, siete contento? Questi tempi sogno pazzo. Sì, pazzo furioso. Faccio una cosa, ne penso un'altra. Ma calmatevi figlio mio, voi non siete più un piccerito, e che c'entra? Le cose che sono di poca importanza. Di poca importanza. Il mio matrimonio fu tutto uno sbaglio e perciò oggi ne canci conseguenze. Ma che c'entra? Mara per rispetta, vuole bene. Mi rispetta, mi vuole bene. Non è vero. Non è vero perché ho vedo che non è vero. Non può essere vero. Ma voi siete una mania, una prestazione. Sì, è una mania, è una fissazione. Chiamatela come volete. E io venne proprio per chi so. Io, e Sì. che mi posso fare? Perché solo vostra mi può dare. Io, e come? Solo vostra mi può fare passare sto verme che mi va in società. Perché vostra può evitare sta catastrofe. Madonna te lo carmo. Perché se dura una ciapala di omnibus, non rispondo più di me stesso. E che posso fare io? Ossia,
non è un confessore di Mara? Ah sì, volete che ci faccia una buona predica? Ma quale predica predica? Che chi da predica non ne sente di nulla. Ossia è un confessore di Mara. Ebbene, voglio sapere proprio di Ossia quali sono i peccati che ci confessa Ida. Lo sapevo io. Pace, figlio e Spirito Santo, sia fatta la volontà di Dio. Ma che decidi? Il segreto della confessione è sacro e inviolabile. Ebbene, vuole dire che per una volta facete l'eccezione. Non posso, Don Vicenzino, ve l'assicuro io che non posso. Non può? No, Non può? no, non posso. Non può, lo va a dire. Ma già tanto. Io capisci che è stato 100 volte un tuo punto di ammazzare. Mamma, come portavo questa mattina a casa? Come portavo? Ma calmatevi figlio, calmatevi e riflettete. Ed è proprio questo che non posso fare. Non mi posso calmare. Guardasse come mi trema animale. O vedi come mi trema animale. Non si facesse il responsabile della mia perdizione. Ma levassi sta spina. Cucone. Ah, non posso, Don Vicenzino, non posso, poi dico che non posso perché se potessi. Non può. Non vuole va a dire. Ah, se fosse che un figliolo. Quanto anno avevi? Ieri mi faceste la festa, la festa mi faceste ieri mi pare, che erano 7 candele, che da 10. E siete un povero vecchio, perché se eravamo giovani, ma aveste fatto parlare per forza. Il vostro silenzio parla abbastanza chiaro, perché è troppo raro che non mi volete dire. Ma Don Vicenzino vi assicuro che non è come dici. Ebbene, sta bene. Sentite a mia quello che vi dico ora da vostra casa. Non si facessero capitare di mia, perché per come è venuto Dio, mi levo davanti. Madonna del gatto. E magari ossia, questo nostro colloquio non lo deve sapere nessuno. No, nessuno. Ma Satanasi, ci credete ossia a Dio? Ma come figlio, che sono domande che si fanno? Io sono da famiglia. Ebbene, per il nome di Dio, si capito, c'è stato. Madonna. Ma come portavo? C'è stato. Mamma mia, ma è scempolo stavolta, ma è scempolo. Questo è capace di fare un macello, questo è capace di fare una pazzia. Ma come portavo stamattina, Ah, questo deve essere qua. Ah, Madonna dello caro. Madonna dello caro. E che giochiamo a mucciaretta? Io ti disse, ma mi fai una telefonata? No, ma venere una uscita da cama e mi dici che arruasti. Ah. Vai. Speriamo che non siano seccature. Ma non se ne può. Non è giornata. Siamo contenti, ora ne andiamo a ballare su Pompedi. Don Michelino, come mai da queste parti?
A che cosa posso essere utile? Come mai questa visita? Prima di tutto ci voglio fare l'augurio per ieri sera. Oh. Ma ho saputo che vi fecero una festa bellissima. Così non poi mi disse che eravate felicissimi. Oh, non mi parlate, ancora ne gioisco della giornata di ieri. Ma non c'è vicino, ma avevo detto, l'hai trovato qua. No, non c'è, non vedete che non c'è. La questione è che mi doveva dare gli ultimi comandi per la disinfettazione dei tombini. Onestamente, io avevo ricca che funziona. Se non sbaglio, io non ricordo male, così, a occhi e croci. Quanto c'è? Che c'ho? Ma lo stesso così sempre attivo per queste cose, pure tieni, Fa bene. Ma tant'anni si faranno bravini lì. I zanzari sono più grossi di tant'anni. Ne stanno mangiando. Sì, ma non c'è qua, state vedendo, non c'è. E speriamo ma non ci viene più. Vabbè, e allora ma vai? Sì. Ma quasi, dato che non c'è nulla. Ma vorresti confessare. E questo non... Tanto che non faccio, così che dici? No, come no, questo non posso rifiutare. Accomodatevi. Accomodatevi. Perciò fatevi il segno della croce e ditemi che peccato avete. Tutti, Eh? l'hai. Ma non voglio sfogare. Non l'ha fatto apposta, sì. Sogno un talo inferno. Maledetto momento da quando ci disse sì. Ma è gelosa, ma troppo gelosa, proprio non mi sento occupato, mi manca l'aria. Ma Satana, davanti a me guardiani, sogno primo come un passo, a un mai guai, me la vedo sempre da me, bucciata, seccata, in tutti i cantoni. Ma spia, ma Satana si può controlla. Io veramente sono consapevole di essere un bel ragazzo. Che ce ne pare, ma Satana, sei un bel figlio, no? Io non ci nascondo, i film ci provo. Ma io sono una persona seria e fedele. No. Il fascino della divisa. Don Magalino, siamo in confessione. E poi che vi faccio ciauro del babbo, Troppo spesso venite qua, troppo spesso. E sta storia va a finire una volta e per sempre. Perché la gente parla, non capite voi? Ma quando mai? Ma Satana, la gente non morivano per niente. Ci avesse voluto la gente, me l'avesse pigliata allora. Ma disgraziatamente scegli a Concettina e ora mi ciancio. Ma io sono un buon cuore, due anni che ci disse sì. Ma è proprio gelosa, ma gelosa furiosa. E specialmente di gente. Ma questo figlio è sta gente? Ma come voi, ma Satana? Che noi volta sarà stato. C'è vero così. Io la chiamavo Jenny, Ida, mai, 8 ore di Maria che fa. Cosa mi dici ragazzi, come ce non è fa Jenny? Guardate signore mio. Speriamo che mia moglie non ha mai visto Satana. Ah sì? Chi è capace che chieda spunta a che e mi fa una scenare le sue. Sta cosa ci mancasse. Dai, l'avevo possibile. Madonna con lo campo, io sono suonato in Concettina sul... Sì? Satana si può paura, perché non gli sono studiato, A posto siamo, a postone. Oh, non sta andando, vai, 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 Io sogno ma Satana, possiamo aprire, per favore. Ancora! Aspettate un minuto. E tanto, Un minuto perché io che fare, ma ne stai andando un secondo. e tanto mi chiamano una volta. Un minuto. Un minuto soltanto perché io ho troppo premura che mi andai a dire. Pure io ho premura.
Ah sì? E io sono nervoso stasera. Ma chi è sto nervoso? Dove? Dov'è chi? A cuciccate. Ma Satanacci, non vi mettete pure voi. Ah, io è una Allora è vero quello che si dice in paese? Oh, no, non cominciamo a sbagliare, Dove? Dov'è chi? A cuciccate. Oh, mamma, guarda che state esagerando. La donna Concettina, state esagerando per ora. Io so che è entrato qua dentro. Sì, Mio marito. vostro marito, ma che non se l'ho visto Sì. molto, ma quando? Ma Mi sono sicura, chi me l'ha detto? Si sbaglia. che si sbagliava allora, si sbagliava. No, a momenti non mi esce neanche la voce. Che voce va a nascere? Guardate che facete, andate a dire tanta perché ti mannare. E non è la prima volta che si ripete questa storia, sì. Arriviamo più a stare. Allora, voi non lo sapete, voi dite di no, vero? Non c'è, qua dentro non c'è. Allora si vede che eravate distratto, forse. distratto. Non chiamate. No, Carizia, cattivo l'occhio. No, cattivo l'occhio, c'è tutta la stanza mugnuta. Ma che facciamo, scherziamo? Santo liberante, l'occhio. L'occhio. Che? Caccia di no. Caccia di no. porta male. Ma che porta male? Che state dicendo? No, Dove cai? no, Che porta male? Usate. Voi siete una religiosa, non dovete credere a queste cose come a quelle di Io sono religiosa. No, se no vi dovete confessare. Se no voi fate peccato. Sì, faccio peccato, ma ci credo. Ah! Sali. Oh, La vedo ma- ricca, Salio. La sale, che non ci ne sale. E allora guardate che facevo. Guardate. E visto il peccato, io sono una religiosa, lo voglio confessare. Ma che state dicendo? Perché non mi fate? No, non è possibile! Mi sta morendo un parrocchiano, io gli esce ora subito! E qui. Ah, troppo cose volete sapere! Poi venite in chiesa! Venite in chiesa e Che poi cosa ci sta morendo? Oh, non lo sapete, non conoscete! Andate Allora via! sapete che faccio? Mi sto ora nella più picchita peccati quando ne raccolgo un bel po'. Sì, Vengo in chiesa e vi dico tutto. a così da fare, donna Concettina! E lo vado a questo gioco da testa facendomi sto favore! Allora un matteggio mi giù. Oh, ma te da pigliare, andare! Un'ultima cortesia. E chi sogno nel posa? Sì, ma io può fare che sogno meno! Visto che dovete uscire, Non esce? Sì! se avesse a videre mio marito, diteci che venga subito a casa. Devo io? Devo dire, quattro parole nell'occhio. State tranquillo, state tranquillo! San Magalino, San Magalino, San Nannao, potete neanche. San Magalino! Genoveffa! Che fai? Non siete una cosa. Grazie, ma sa basta vita. Ma la vista all'uara, vita, io la vista all'uara. Sentite, mi fai stufare peccato, e ora per penitenza andate in chiesa buongiorno e vi dicete 200 Ave Maria e 600 Pace Nostro. Pur canto ma mi fai stupigliare. Andate in casa e ascoltate Vangelo vero. Oh, ascoltate Vangelo. Sia fatta la volontà di Dio, sia fatta la volontà di Dio. Non è più nada, no, stanotte se ne va. Chi è? Io sono Padre Atanasio. Tu vuoi? Anna, abiti Don Girolamo. Ah, perché Don Girolamo. Ciasi, annuzza, ciasi. Che c'è cosa? Come che c'è? Si è dimenticato che oggi è giorno di lezione di latino. Ma hai ragione, ma l'avevo scordato. E questa confusione di testa che hai a Camadora.
Accomodate. Ieri è stato il giorno del suo compleanno, Sì, vero? sì, sì. Ci fate tanti auguri. Grazie. Io e papà volevamo venire, ma papà si è sentito male e io non me la sono sentita di lasciarlo Hai solo. fatto bene, hai fatto bene. Questo è un regalino per Bossia, Ah, me lo sì. manda mio padre. Chi è? Un pigiametto pastati? No, la tua chibra pagliese. Ah, meno male, perché hai una fornitura di 5 anni di pigiametti. Grazie, Questi grazie. sono due dolcini con la ricotta. Ah. Li ho comprato per Bossia strada Mi facendo. dispiace per te, sai, ma io non ne posso mangiare. Io, Diana, perché c'è il zucchero e non ne posso mangiare. No, non ne mangio. Non ne mangio, no. No, non ne mangio, non ne mangio. Ah, sei sempre buona e temerosa da Dio. Ah, Ah, brava Iannuzza. Il Signore ti ricompenserà di tutto quello che desideri nel tuo cuore. E che facciamo? Piglia la questione. Io posso da banna, poi sapevo cogliere la Madonna. E giriamo, non ne mangio più, no, no, no. È buono. A pigliarti la versione. E quale devo prendere? Ah, quella a pagina 69, da sottolineata. Provata. Ah, sì, chi sta qua, chi sta qua? Ma chi è, non ti sente buona? Io non mi sento buona, anzi, mi sento benissimo. Ma che ne sa, mi pare che sei tutta baschiata. Il Signore ti ricompenserà, Di figlia. tutto quello che desidera il mio cuore. Il Signore può tutto, anche le cose che sembrano impossibili. Però non ci perdiamo nelle chiacchiere. Forza, figlia, anno 100, 74, quartomo, postumo, cristomo, natomo. Io avevo Centenasio. No, niente, una piccola fitta allo stomaco, forse mi è stata torta che non mi mangiai ieri. Perché ci fu festa ieri sera. Ah, venne Paolo e venne donna Barbara con Gaetano Maraviglia. Mi portarono una bella torta, ti dico una bella torta per davvero. Ma poi Paolo a un certo punto se ne andava e non sapevo più. Poi venne Vicenzino e Mara. E si capisce, non podia mancare vita. Che cosa? No, niente. Ah, poi mentre spegnevo le candele, se ne andava la luce. E che è successo? Non so ancora che cosa è successo, ma credere, Annuzza non ti sappiare. Vado in bagno a lavarmi le mani. Ma quanto si vede, ma quanto si Che forte stroscio! Niente, una zanzara. A zanzara. Non mi avevi detto che ieri sera facessimo festa a Caune per Attanasio. Traduci. Perché sei visto con tua cugina. Traduci che stai venendo. E poi non ho avuto tempo, non c'è un caso, stavo E se non c'è più niente, perché mi hai tenuto nascosto che ieri sera vi siete visti? Ora esci. Traduci, stai venendo subito, Annuzza, traduci. Vattene subito così impara. Suona e ti fa venire da padre Attanasio. Hanno sempre il quartomo, postumo, cristonato. Cristum o anticristum? Ah, che sta cosa è? Ah, hai l'impressione che sta robotta mi fece male. Di questo tempo le pecore sono incinte. E la colossa fa male. Perciò, un vero popolare. Che ieri sera vinni in una cara cucina di Paolo. Mara, la sua vecchia fiamma. No, stavo parlando della versione. Pace Attanasio. Possiamo sapere perché Don Gaetano, un bacio di Paolo, Sì. è contrario al nostro matrimonio? No, per una questione di casta. No, perché c'è Mara che ci sbampa un fuoco. Ma perché non pensa che tuo amore è da Don Vicenzino? Ah, io dico perché. Muda, stacca, non voglio mai pensare male da loro. Continua, dai, Scipio, africano, Cornelio. Ma faceste sbagliare.
Vediamo qui che ci sta una testa in questo momento. Qui è. Io sogno Paolo, possiamo aprire? Paolo, você ci apri. Ma che sei pazza? Chi è che vuoi? Possiamo aprire, che gli devo dire una cosa d'urgenza, e aprissi. Aspetta. Você ci apri, come deve stare fuori? E che ti pare che sei secca, eh? Dimmi una cosa, cosa sta appuntamento qua? Pacetanaso, o ci apro ossia o ci apro io. Ma si può sapere perché non lo deve fare entrare? Perché? Perché aspetto quasi Paolo? E se può qua insieme? Ah, ma non c'è ossia presente, che cosa potrà dire? E dici che mi faccio con moglio, che è sto grave? Ma che commodio? 5 minuti, padre Attanaso, sono 5 minuti. Non mi aspettava un'azione di vista una ragazza come te, eh? Così dici? E così facciamo, eh? Molo, aspetta! Che se ti aspatti? Già, E tanto ci voleva tanto. Ah, Anna, qui sei tu, scusami, l'avessi saputo. Ti avevi voluto prima. No, giù. No, non giurare. Ma fa dire la testa. Che poi dice già ora di patriarca. E che faccio di cretino che si fa? Senta una cosa, vedi che Anna viene qua per farsi la versione della Dino e basta, per spicciando, vedete dietro che vai da dire e te ne vai. Padre Attanasio, ma fossi presente io tipo che mi vergogno, non ha niente di fare da No, fare. niente, tutto fatto. O quasi. Aspettate, mano posto e frascamo. Vado a lavarmi le mani e torno. Paolo, perdonami per prima. Vedi, Annuccia, io non è che mi scanto da tumpulata in se stesso, ma mi scanto un tutto pigliuzio. E per riappianare tutto e tornare tutto com'era, ti voglio bene, eh. Ma ti ho aspettato ieri sera, perché non sei passato? Abbiamo fatto la festa, padre Attanasio. Bella festa, ma dove? Peccato che tu me ne andaste prima. Peccato che te ne andaste prima, a sera. Ieri ebbe un funerale e un compleanno, ma credere, mettete via, tu sai, il tuo funerale, non sai anzi che è il mio compleanno. E ora va a dire. Possiamo aspettare una 5 minuti. Tuo padre che cosa ti ha detto? È sempre contrario, vero? Tu mentre dici a me cucina che ti sbacco fuoco. Perché sto ci dissantura a pace Attanasio? Certo, a cosa Kinda non ci cara. Figliola, veniamola postita, scusa, veniamola. Non ne vuole arrivare, che cosa spera ancora chi sa di dia? E che stai prima che ne scivo? Non ci basta che tu la soffro, che cosa so, sentendo parlare i gente, non ci basta, mica, no? Ma tu, perché gli dai retta alla gente? Non ci ne dare retta alla No, gente. certo, io non ci do retta, però quello che c'è stato, c'è stato. Ma che dici? Non la penso più, te lo giuro. La puoi giurare perché è la verità, questo lo puoi giurare. Ma chi ha paura tu? Che ti sente male? No, niente, una piccola vita, ora mi passa. Vai. Padre Attanasio, permette che vado in bagno a lavarmi le mani? Ma perché non tornare a casa? No, Padre Attanasio, non ci arriva a casa, no. Questo mangiavi castagnolo carrocotta? Allora chi è fuori? A uno che sta a casa? Da Barbagallo, tutta casa è Don Vincenzino. Ah sì? Anzi, viste affacciata a tuo bello spicchio di Mara. Oh. Mi è seguita con lo sguardo fino a quando non mi piacesse ricca. A posto siamo, a postoni. Faccia Attanasio, io se mi gridi, mi scanto di capire. E io magari. Io mi pare che ti vedo una via. Io che magari a Paolo e fa conto che sta provando qua. Tutto a posto? Dicevamo. E ora mi danno mai perché in mare a Vittasasere a Annuzza qua e Vittasasere Magrattia e sta tranquillo che arriva qua e comincia a fare la guerra del 15-18. Padre Attanasio, a stare tranquillo. L'ho detto ieri che Bossia, prima che arrivasse Bossia ieri, abbiamo avuto un'ultima discussione con Mara. E se Chida non ci viene qua, Mara qua non ci viene. Ma chi è? Non usavo da un bagno a andare a lavare le mani? No, andare a Ma che mi dici male? il castagnolo carrocotta fuori! Mia, no. Muovete che mi va a lavare le mani!
Sì, legge la traduzione, vediamo. Nel 174 d.C. o a.C. Sì. Perché prima l'anno si poteva indicare in due modi. Sì. A. Col nome dei consoli in carica in casa ablativo. B. Riferendosi all'anno della fondazione di Roma. Ma dopo il trionfo del cristianesimo si cominciò a numerare gli anni progressivamente dalla nascita di Gesù Cristo. Brava Iannuzza, bravissima. Chi stai in mare? Ma Sottanazio, non lo facevo. E che ne sacci io? Vediamo. Qui è. Iato, ne patatanate, ti abbiamo. Dai Simoni da Genoveffa. E non hai la chiave. Apri. Ha la chiave e non deve aprire. Ah, com'è sto fatto? Patatanate, possiamo fare che non ti Non voglio niente perché hai lo stomaco come una curva. Ma non tu ne cose di mangiare. Possiamo fare. Buongiorno, Patatanate. Buongiorno, Maruzza. Che cosa porta? Venne per scusarmi per quello che è successo a ieri. Nel frattempo ci buttai due pasticcini. Ah sì? Che sono? Castagnola caracotta, Castagnola carracotta? Che unica cantaste? nel barbagallo. Buongiorno Magalattia. Buono, qui ho uno così. Ah, ho ragione, poteva che sta porta aperta, ma potevi chiudere la porta. Ma che dici? Ero qui di passaggio, mi stavo lavando le mani, non è vero. Giusto appunto dove mi sta a lavare le mani non faccio Attanasio. Non è vero, non ti lavavi, ma non ti lavavi, ma non tu. Provi a così, vieni per me lavi mano una paciottanata. E ora fammi passare che hai un rumore. Passa, non ti vorrei fare perdere qualche affare importante. Oh Paolo, Chi c'è paciottanata? chi sta andando a casa? Non ne mai pace. Aspetta un momento, ci facciamo fare a boccaduccia. Ecco, quando ci stai faccio castagnolo carracotta, lascio non mettere. Io usa pure di mano, vero? Lo sapore di mano. Bravo Patatanasio. Ma allora non sbagliai ieri sera. Dovremmo fare una gara a sto bello mistero. Ossia non potrà mai morire di fame. Ora è dovere mio farlo sapere a tutti. Così ognuno ci può fare le congratulazioni. Maruzza, per l'amore di Dio, Maruzza, ti prego, che poco fa c'era tuo marito che era un pazzo, stai attento, vattene, Maruzza, vattene. Me ne stai innanzi. Meno male. Non si scantassi. Ma mentre sei tu una combinazione che mi incontro con questa bella signorinella, ci vorresti dire due parole. A me, credo che noi non abbiamo niente in comune. Così dici? Eppure io credo che cosa in comune ne ho, cioè tu il l'avevo. Oh, non ci darò conto, figlio, non ci darò conto. Io non ti capisco, o meglio, faccio finta di non capire, perché se è quello che penso che mi vuoi dire, e allora bisogna credere che hai la faccia di pietra lavica. Muta. Io non ti rispondo, voglio essere calma. Ma calma, la virtù dei forti, forza, traduciamo in latino. E così già finisse con sto latino. Oh, Tu lo sai che mio zio è contrario a questo matrimonio. Se tu volessi bene veramente a Paolo, romperesti questa relazione e faresti tornare la pace e la tranquillità in quella casa. Ma a te sono i soldi che ti non ci interessano. darò conto. Come a Tia, che ti sei sposata a Don Vincenzino perché era ricco, mentre dicevi che volevi tanto bene a Paolo. Ossia mi lasciassi parlare. Dimmi piuttosto che è la gelosia che ti fa perdere la ragione. Date che lì, ma che ne ci stavo. Ebbene sì, è vero. Che è vero, non ci darò conto, non è vero niente, Non ragione tu lo stai ragionando. Io sogno un po' nel sanemento. Devo sia io non mi affronto. Faccio conto di essere tutta la confessione. Io per sta pace, per sta vita, non mi importa chiudere. Poco fa ebbe una questione con mio marito.
E non saccio come sogno viva, vostro canuscia a me marito. Madonna del Carmelo, santi del paradiso, accorrete, Ma si può sapere che vuoi da me, eh? Si può sapere che vuoi? Che voglio? Voglio a Paolo, voglio che mulasse. Lo saccio che non è giusto che tu faccia, ma non ne posso fare a meno. Tu sei Carusa e ne puoi trovare quanto ne vuoi, come Id è meglio di No, no e no! Paolo è mio, ci voglio bene e mi vuole bene! Ah sì, non sento ragioni, eh? E allora ora mi siamo Se ha intenzione di farmi passare una usennata come a dire ieri, da voi risparmiare, perché faccio tante di tribuci che faccio raccogliere a tutto il paese. Ma che mentire sta testa? Che mentire sta testa? Ti faremo morire d'infarto, ti faremo morire dannato. Ossia, non mi si scanta, faccia Atanasio. Sono venuto per dirle una sola parola, una sola posso dire. Eh sì, una sola ne dicete sempre all'inizio e poi ne buttate un autocarretto da presso. Dunque, padre Atanasio, io ci volevo dire a Bossia, ma chi ha Bossia che Gianco? Non si sente buono, vero? Niente, solo questa notte non ho potuto chiudere occhi, sono andato più di una volta in bagno e lo stomaco gli è come una curva. Non mi toccasse sto tasto, padre Atanasio, che ieri uscendo da qui sono arrivato a casa per il rotto della cuffia. La giornata e la nottata che è passata, sento un rottamo, ma sento... E se vede, padre Atanasio, ma io stato chiamo, non mi possuato, sapete qual è la mia preoccupazione? Pure contato da buona a me petito. Così mi sono io. Lavando mano nuttata sani, castagnola carracotta, tussi, ianco, che sbide che s'ambruglioio, vedete come signore, piena le chiedo ora mi passa. Facciamo lo scuso, ti torto perché baristica, che cosa mi deve dire? Padre Atanasio, io non mi possuato, non state buono. Se è un problema per voi, per me no, io vi accompagno all'ospedale, a pronto soccorso. Se dice che non hai niente hai, questi sono tutti i dispiaceri che mi fai studiare, tu e tua cucina. Ah, io per chi so io? Ah sì? Voi sapete come noi, da scamandata da mia cucina amara? Ah, tanto come no? Una cosa ne. Se non noi non mi piace, io ci punto che Bossia, che scacciano tu la fino, ne davo come la mia e annunza, ma ne vedevo un cazzo. E tu piaci? Mi piace un malo brutto te lo non ci fa inferno. Io, ma non lesto di mangiare, tacco. Sì, perché se io prima non mangia, non si naga, diciamo, pure terremoto. Ma non lesto di mangiare, vai, non ti parla un azzo brutto, e è un fuoco. A me cucina amara ci disse zio, non ne avevi una storia, che ce lo vuoi cantare? Hai visto il Maruzza che ogni tanto non si sta caccatura? Ce lo vuoi cantare a un momento? Ah. Ci disse, guardate che facete, nata domani che mattina, un udito bello, fresco e riposato. Io ci facevo passare una cosa bella maionata. Gesù, ma non sapete, che male ho fatto, non mi avete a fare passare tutti questi guai. E chi sta niente, ma chi sta niente, carregamo, che me? Carregamo, cosa? Se stamate per Pedro vuole che... Carregamo. Si può Amara, dopo da riglia come noi, come mi piace, ci telefonò a Don Girolamo Muglianchetti e gli ha raccontato pane, vino al vino. E giustamente non eravamo magari a Don Girolamo a pulire soddisfazione. Sicurissimo, proprio, certamente.
Scusa che fai, quando ne esci qua, passa con una mogliera per raggiungere così. No, passa, io ci dici condoglianze, però usiamo coperto. No, vai, c'è domanda, ma a un che cattavo un tabbuto, vedo sempre, tutto può dire, e mi hanno accattato uno per me, sono sicuro che stasera non mi scusa. Ma chi è esagerato, possio, tabbuto? Deve stare tranquillo, non viene che sogno tranquillo io. Queste belle notizie che mi date, io è così contento, Certo che sogno. ha una bella faccia vostra. Ma certo che sogno contento, va Atanasio, meglio così, questo affare, se non ti svuta, non si posa. Meglio così, magari a tutti io sono puntato solo me pace, io sto pace. Tu pensa per te? E poi vai a pensare. E questo povero vecchio, che c'ava a pensare? È quello che ci può combattere con i detti. Atanasio, troppo per sbarruata, troppo. Ma da Atanasio voglio ora tu non fa matita. Mi dedica i giochi a di domogo. Mi dite, dai 5 a mattina, dai 5 la tira. Ti dici che apri la bocca che mi metti i C'è la Paola, oppure se mangiava ricotta. La mia ci vuole da puto, non c'è niente da fare. Niente, parla, ma sopra c'è Sicuro che non ne volete cosa, buttare un cazzo. ma sopra c'è lo stomaco. Senti stop, E bene che 5 a mattina, 5 a Vieni tira. qua, prenda, summanisce. Ma come mi pigliate su cosa ti? E mi è tutto cannarozzo manco, che forza. Che faccio patatanante se preparo una mica di riso in bianco? Che deciste? Il riso in bianco! Oh, che tu fai? Io vecchio. Sai che non mi piace e mi fa apposta. A quello che ci può combattere questa vita. Io ti combatto tutti gli anni, ti combatto con voi tutti gli anni, capite che mi dico? Tango! Ma Atanasio, quando è così, vi spaghi e fuori. Ma chi può piatti il riso? Ma guarda il riso, ma Atanasio, io dicevo, per me pace e per Don Girolo, mi pace di Anna. Ma che può davvero dicevo sia che mi sbarruato così? Ma alla fine ragioniamoci, che voglio fare? Ciaso, 4 voci, una picchia male parola, così spadellavo per laghi, io in zuppa. Così avanzuppare fino a quando mi sta bene, quando no si alza con un certo savoir-faire. Mi picchia la pettorina delicatamente, io sta fuori forte, faccio Atanasio. Delicatamente. Io manco non so se ne piglio a cauce nel sedere. E poi, padre Atanasio, francamente, non ci sogno io, Orlando il furioso. Orlando il furioso. Ma se tu ti scanti magari ti va a dare a tuo pace, sta faccia. A così pensavo sia. Ma no, pace Atanasio, oggi sono deciso. Questo affare stava a definire. Cu campa, cu muore. Giusto, perché tu sai che ho morto tu New York. C'è vostia, in questo discorso, non c'è. E chi sto dico pure io che non c'entro. Ma voi oggi mi vuole stufare trasere con pozzo? Onni! Ah, casi tu! Che fai? Sta a passare che gli avviene io, Ecco, siamo con E me la via immaginare, un favore chiamarla. E bravo a passare. Io non ci credevo che fosse io, ti chiamo a fare uno scappo di chi sta a mia. Papà! Tu stai tu! Se no già pure a se ti sbatte a scrivere come a Giorgia Volta ti sbatte. Che ci faceva malanceneria? Già, parroiopa! Parla Seneca. Già, passate. Chi stai a ricompensa di tutta stima e di tutto l'aspetto che avevo montato in casa per voi. Bravo! Quando sentiamo parlare di Pace Atanasio è come se sentivamo dire Sant'Atanasio. Bella razza di santo, un santo portaprocesso. Sentite, Don Gaetano, vi siete informati bene prima di venire in tale casa, come sono successo i fatti, prima di scendere in fonnegate senza salutare? Sì. Ma perché? Secondo voi non è vero, dico, questo scongiuto è scimunito di mio figlio? Gli andiamo a scimmi da piacevette, ossia, dico, ci deve un colpo che catta la sua casa, c'è vota su mano, che scusa tu latino, ossia preparava un mulone, no? Anzitutto che io comodo non gliene ho dato a nessuno, perché questa è casa mia, e anzi è casa di Cristo. Anna viene 3 volte alla settimana per le lezioni di latino. Lo sapete. E basta. Si è dato il caso che viene pure Paolino e si sono incontrati qua.
ma è stata la prima e l'ultima volta. Sì, no. Ma non perché me lo dite voi, perché così voglio io. Anzi, non mi facete sabbiare, non mi facete innervosire, perché è capace che mi chiamo scribbicchio, piglia la chiavuzza della casetta in campagna e ci faccio pigliare un po' d'aria fresca a sti due carosi, così in chiaro nei due, 10 non in 6. Papà, questa è la verità. Io non sapevo che Anna era a casa. Va bene? E comunque io non trovo giusto che tu sei così ostile nei confronti di questo mio rapporto con Anna. Perché papà, a pensarci bene, Anna è una carusa per bene, ben educata, ma vuole bene e la voglio bene. E non trovo giusto che tu sei contrario. Sì, sbagliato. Hai capito papà? Sei nello sbaglio. Ah, Sì, signore. tu io ho sbagliato Sì, sbaglio, completamente. sì. Questi sono i risultati di discorso che ti fa sto vecchio robammo noi. Assisto te spese. Perché? Ora per mangiare bisogna cannuccia. Ma se la cortesia che non caritano non vi specciate. Vedete quello che vado a dire? Ah, ti hai tante cose fare, gli è bannannati. Ah, ma cacciate? Sì. Vittate fuori. E va, cammina, andiamo in casa. Voglio vedere se là a casa sto coraggio di parlare di sta maniera come sta parlando qui. Poi a casa io, tua mamma e tu andate scorremo in camera caritatesi e vediamo come finisci. Vediamo che decisioni. No papà, come stai? Non ne faccio a tenere. Ah, Se mi vuoi, altrimenti non mi mancherà modo di alloggiare da qualche amico. E che diamine va? Io non posso stare più con un padre che vede morire il figlio per amore, e non ci stella manco una mano, se non che per dare angate che tu ne pure un po'. Tu non mi hai voluto mai bene a mia. Miserabile, ha voluto bene solo i denari. ah, a mia state scusi. A mia, a tuo padre, a chi non ti ha voluto più bene della sua vita. Ma che dici? Che conciuti, che tu sconciuti. Non sento come parla, faccia tanto. Sanno qualche piccolo errore di grammatica. Ah, Sapete che parla troppo buono. Papà, tanto per chiarire meglio, Anna sarà mia moglie, con o senza il tuo consenso e non chiazzare mano. dico faccia tanto. Forse non sente come parla, ma se niente dici. Manco se ne fanno papa. E vabbè. Quindi sei deciso? Decisissimo. Non ne parliamo. Allora noi due non abbiamo più niente da dire. Tu ormai, per mia, si morto, si capo. Ma chi si è morto? Come può voler rispondere? La morte è aperta, Sas, non ti affrontare, Sas, Ah, è che siamo buoni. ci sono Asci buoni. rubato abbastanza ora. ci sono due signori malanini. Vedi così almeno lo scopo un cuore in terra vuota. E buongiorno, Ah, chi sto almeno salutato? Luca, Paratarasio, Sentite Tangerolo, guardate che io non mi sento tanto qua. Sbarazzate il bibutello tutto in una volta, vedete giocate a te. E bennannate. Paratarasio, io vorrebbe sapere da vostra signoria che cosa significherebbe tutto questo traffico in casa vostra. Papà, mi vuoi fare parlare? Puta, prima parlerebbe padre Attanasio e dopo parlerebbe tu. Ma insomma io a voi non mi capisco. Ma che mi sembra un modo di una maniera che stiamo per presentare a casa di un parrino e parlare con questa terminologia. Ma per favore, non guarda che con te. davvero che è una bella faccicotta. Don Gaetano, lei mi farebbe la gentilezza di mettersi di lato. Dopo vuol dire che ci sarebbe un discorso pure per vostra signoria. Dunque, Paratarasio, parlerebbe pure. Quale verde, quale sapo che state parlando? Tangerolo. Allora io mi spiegherebbe me. Ieri io avrebbe ricevuto una telefonata anomala. Vuole dire anonima. No, anonima. Anomala. Questa telefonata diceva onde per cui benché minimamente quindi con la scusa della lezione di latino il cui presente Paratarasio darebbe il compito a mia figlia di incontrarsi qua con una certa persona di cui io non vorrebbe fare nemmeno il nome. Onde per cui benché minimamente quindi con questa lezione di latino noi la finiremmo. Papà, queste sono delle pure invenzioni.
È vero che mi sono incontrata con Paolo, ma è stata una semplice coincidenza. E questa è la pura e sacrosanta verità, caro Don Girolamo. Quindi, e allora molto rumore per nulla. Specchi spera insegna. Ah, specchi spera, sì. No, è un commediografo inglese, Shakespeare. No, è un amico mio, ma ora è morto. Condoglianze. Grazie. Prego. Ma dopo che mi troverebbe in presenza del signor Don Paolino, io gli vorrebbe dire una preghiera. Cancellerebbe strada perché mia figlia non avrebbe temore di maritarsi. Se c'è qualcuno che la vorrebbe, saprebbe dove io sto, verrebbe a casa mia e parlerebbe con me. Dico bene? Ossia dice bene, Don Girolamo. Perché se passerebbe da casa mia con tutto il rispetto che io ci porto a aver Don Gaetano, se passa ci rompo i cannini delle gambe. Che c'è una italiana? Sentite, Don Girolamo, guardate che voi le cannelle delle gambe a mio figlio non ci rompite. Se passerebbe glieli rompo. Oh, dici che ti rubi, è convinto che ti rubi per te. No? Il rupo, papà. Il rubo. Va bene. Io ammetto di avere torto e di avere mancato, ma è stata l'ostinazione di mio padre. Perché se lui mi avesse dato il suo consenso, io il mio dovere l'avrei fatto sin dal primo momento e venirmi a spiegare da Vossia. È vero, e Paolo me l'ha detto tante volte. Ecco. Dico, Don Girolamo, guardate, facciamo una cosa. Mio figlio di davanti alla vostra porta non ci passa. Sta storia va a finire una volta e per sempre. Dico, io non disprezzo né a voi né a vostra figlia. Siete persone degne della massima stima e del massimo rispetto. Ma sinceramente, guardiamo nel tempo dell'occhio, Don Girolamo. Voi che pensate? Un mascolo come mio figlio, ingegneri, si può pigliare una mutanza di fame come a vostra figlia? Papà! Ma che discorsi sono questi? Non te li permetto, sai. Io dico che voglio Anna e metti giù. E io dico che potete fare quello che volete. Io voglio Paolo e basta. E mi pare una cosa più chiara di così non può essere. Così, ma se sta muto perché sta sotto scorso, non c'è chance, proprio per niente. Non c'entro. No. A voi mi pare che non c'entro. Sono venuta a casa e c'entro benissimo. Quando volete me non mancevano, uscite fuori e non ci rompite la testa i cristiani che stanno in casa casa. Ma che mi pare che sono fatto di sto? Sti due carusi si vanno bene e per 4 soldi che schifo io la da fare infelice. Ma che cosa avete tanto petto? Un ferro sterare o un cicchione per la Posso dire? Posso dire ricco, tanto meglio, vuol dire che non ha bisogno di donne. A noi sei una buona carrozza. E se non hai soldi a dopo là accanto, guarda. E se occorre, anche nelle mani. Don Girolamo, io voglio a vostra figlia Anna, anche senza la camicia. E io, Don Gaetano, voglio a Paolo, nudo e crudo. Allora, ragazzi, non esagerate. Non esagerate. Don Gaetano, E chi me? io potrebbe sapere quanto ci date di dote a vostro figlio? Scusatemi, Don Girolamo, accomodatevi, sono discorsi di tavolo. Non state andando tutti e due. A fare il ripasso di latino, papà. E allora, Don Girolamo, visto che la domanda è netta e chiara e limpida, io vi devo dire che mio figlio, se si sposa, la mia famiglia gli dà 500 milioni tutti a pezzi di carta di 100.000 lire, una supernausa. Poi, essendo figlio unico, 100 anni di salute mia come moglie e io mi accompagno, e a mia moglie, tutto quello che c'è, come dici, essendo figlio unico, è tutta roba sua. Quindi, 500 milioni. E allora avete ragione, vostro figlio non può sposare la mia figlia Anna. Ho detto no, che mi date ragione. Certo, e come no, io non ci posso dare a mia figlia un pezzente come a vostro figlio. Padre Attanasio! Signore!
Mia figlia quando verrà il suo giorno porterà al suo sposo in dote 1.800 milioni in moneta cartacea. Ciac, ciac, ciac. Oro, incenso, birra, salute. E siccome pure lei è figlia unica, a morte mia ci sarà pure l'arresto. Sapete, padre Attanasio, è cantato una ottina di appartamenti a Melazzo, c'è Villette a Calderà. Come Capicina? No, che la Capicina no, ma stai costruendo. Catta un pezzo di freno e voglio fare la villa Capicina come dica la contessa di San Gasparo. Ah sì, c'è il nato, ma hai fatto fare curiosa. Avete visto che bella e bella la villa Capicina? Mi sono dato pure al commercio dei mobili di arte e mi dico, un po' di cultura non guasta, no? Patate, nespoli. Ho comprato pure una bella macchina da cucire di marca Singer, poi una balilla della prima serie, così almeno le figlie quando si sposa può battere su un po' di ginocchio. Avete capito? Insomma, padre Attanasio, io avrei investito, va. Con la macchina, con la balilla. Ma che pulite, sei con la macchina vecchia. No, padre Attanasio, sotto ne fatte assai perché sei vecchiato. E invece che io ti farò qualche laio. Almeno non potevo mangiare una fetta di cannatena. E che se pure possibile. E vi dico pure che voglio comprare un capannone catanzone industriale perché voglio aprire un supermercato. Padre Attanasio, soldi ne ho fatti assai perché ho lavorato sin da piccericcio all'acqua, a nivi, o vento e le mie ossa non conoscono un materasso di lana. E la mia carne è dura, padre Attanasio, è buona, sapete bene. Come no? Manco iatta volte. Caro Don Gaetano, che ne decide tutto scusso del Don Girolamo? Ma mi si KO completamente. Che dire, padre Attanasio? Suo figlio effettivamente è partito con un principe. Che fai? E poi il Don Girolamo? Padre Attanasio, quello che dovevo dire l'ho detto. Se Don Gaetano mi chiederebbe la mano di suo figlio per mia figlia Anna, per mia figlia Anna, io gli direi no. Ma se la stessa domanda me la farebbe Don Paolo in persona, io gli direbbe qua c'è mia figlia Anna, qua c'è il portafoglio e qua c'ho le chiavi della macchina. E che volete? Che balilla uno può rubare, manca a Porto Rosa. Ma manco Ponte Nuovo. Vieni qua, vieni, qua c'è le chiavi della balilla. Andata ora. Per il giro di nozze. Ma con la calata di canna maschera. Ma no, non mi toccare, che tu capri che non mi manda. Sì, ma con la farle fuori, no? Signori, domani voglio invitare tutti a casa mia, ma ne mangiamo due belle agnette. Anzi, no, due belle cassate al porto. Ah, per me sarà un piacere, un vero onore, caro Don Girolamo. Ci vengo, senza... Grazie, Figlio, grazie. figa, accomodatevi, dei sindaco! E buongiorno. Buongiorno, Don Girolamo. Attanasio, buongiorno. Siete arrivati al punto giusto. Che è successo? Che cos'è? Vi Che succede? presento la fidanzata di Paolo, il suo cugino. Piacere, quale onore. Finalmente vedo che ti mettiste a testo posto. Sì, sulla corriera stavo mi sta.
Vorrei avere l'onore e il piacere di mettere tu chiacchiere. A mia? Sì, domani mi fare una bella faccia e così ti metto chiacchiere. Signor Sindaco, Dica, Don Girolamo. se lei mi darebbe l'onore, domani la vorrebbe invitare a casa mia a mangiare due belli crasti al mondo. L'onore è tutto mio, a parte che il castrato lo cucino io. Ah, Don Girolamo, come cucina me ne puto giù, non solo il sindaco che ha cucinato fuori dal comune, per cucinare. Io non lo metterei più in dubbio, ma se permettete, il castrato a casa mia lo voglio cucinare io. No, Don Girolamo, senza offesa, lei deve sapere che in tutto il paese e il circondario limitrofe sanno tutti che come faccio casto io. E sia fatta la volontà di Dio. Vogliamo ringraziare questa sera il pubblico che è stato così caloroso e vorrei presentarvi ad uno ad uno tutti i personaggi partendo dal capo carismatico che è appunto Nino Spada. Padre, non mi chiamava.
Poi abbiamo Genoveffa, la nostra Perpetua. Lilla la mamma. Poi Mara, l'amante. Graziella Valenti. Don Gaetano. Pietro Di Stefano. Paoli. Salvatore Schevis. Don Giro. Salvatore Ferrino. Il nostro vigile. Carmelo Triglia. Andiamo dall'altro lato. Allora abbiamo il nostro sindaco. Gasparo Lopresti. Barbara. Da Pollino. Anna la fidanzatina. Maria Rosa La Porta. E la moglie gelosa. Carmelina Scheris. Io vi presento. Grazie. Approfitto in questo momento per ringraziare intanto il nostro service, il Pantarrei, che ci ha seguito questa sera in maniera splendida. Poi la nostra suggeritrice qua sulla scena, Nella Trimarchi, grazie. Il nostro direttore di scena, Piero Gangemi, anche qui sulla scena, grazie. E poi vogliamo ringraziare la nostra truccatrice, Emanuela Spada, prego sulla scena. Poi vorremmo ringraziare Nicola Spada, che è stato per le riprese e per tutta la nostra parte tecnica. Poi Antonio Manfrè e poi dobbiamo ringraziare gli MLS, che sono diciamo, quelli che hanno scritto questa tarantella finale che avete visto, bellissima, e che appunto è originale, fatta proprio per noi. E poi ovviamente l'amministrazione comunale che ha esatto, Padre Sergio per le sedie, e l'amministrazione comunale che ha fatto sì che questa sera possa essere avvenuta. E quindi vi salutiamo tutti quanti nuovamente con la sigla della tarantella finale. Grazie e un applauso a tutti quanti. Grazie.